Allora, Daniele, te lo volevo dare la parola per spiegare anche un po' chi sono gli autori di questi atti violenti, un po' dall'analisi che è stata elaborata. Sì, è un tema che riguarda la nazionalità, no? Perché nell'immaginario collettivo si pensa sempre, di solito, insomma, la vulgata popolare sul ruolo degli extracomunitari, invece se si guarda i dati ufficiali si vede che la stragrande maggioranza dei violentatori, delle persone violente che hanno dato origine a una denuncia, sono di nazionalità italiana, cioè il 74, quasi il 75%. Poi ce n'è un altro 11% che è europeo, quindi che proviene da paesi europei, il rimanente sono di paesi extraeuropei o asiatici, eccetera. Quindi sì, è un tema questo poi che si presta molto a un uso comunicativo legato anche a una certa strumentalità, insomma, che bisogna evitare, perché i dati oggettivi, quelli raccolti dalle forze dell'ordine, sono questi. Poi è vero che molte non denunciano. Questo è un altro problema serio. Quindi, ma perché forse non sono a conoscenza anche di quanto sì, è approntato? no, ma soprattutto si teme poi per la stabilità, tenendo presente che poi c'è anche il tema del lavoro. Sì. La donna di solito è il soggetto più debole, che sta a casa, è più ricattabile, perché se il marito è violento però è quello che porta i soldi a casa, la denuncia del marito crea una situazione eccetera. Quindi molte donne gioco forza sono costrette. Per quello è importante la rete di solidarietà territoriale, perché attraverso il ruolo di queste strutture si può dare anche un po' di coraggio. La normativa ci aiuta un po' anche in questa direzione, no? Cioè, perché poi in realtà i soggetti, quando ci si dice ma perché non denunci? Cioè, magari hai 2 figli, non lavori, il marito è violento ma è l'unico che porta a casa un salario, e quindi la denuncia... O anche se poi oppure anche se non è un salario, è anche è un professionista che fa stare bene la famiglia. Nei percorsi dei centri antiviolenza, cioè oltre alla protezione iniziale, quindi alla messa in sicurezza, no, della donna, eccetera, poi successivamente c'è anche l'inserimento sociale, quindi la ricerca di un lavoro e di dare alla donna autonomia, assolutamente. perché sennò bisogna far conoscere queste robe, perché la gente non ne quindi è importante farlo conoscere anche alle donne che ci ascoltano, no? Che intanto il percorso nei centri antiviolenza, già dal momento del ricorso al pronto soccorso, quando si tratta di violenze a seguito di maltrattamenti in famiglia, eccetera, è tutto gratuito. Centro antiviolenza è gratuito, la sistemazione nelle case rifugio è gratuito, poi ci sono case di sgancio, abitazioni per cominciare l'inserimento della vita autonoma, è gratuito per la donna e per i figli. Ci sono situazioni anche in cui ci sono donne che hanno anche 3-4 figli. Mamma mia, impressionante. Però l'intervento comprende che bisogna farsi carico di tutta la situazione, di questa situazione complessa. Quindi veramente il centro antiviolenza è il posto dove una donna maltrattata, no, deve assolutamente rivolgersi, a cui deve rivolgersi con assoluta fiducia. Ecco, giusto per dare i numeri, però è il caso di farlo. Le strutture attive in Veneto per contrastare la violenza contro le donne, accogliere e proteggere le vittime sono salite a 44, di cui 22 centri antiviolenza, 22 case rifugio, questo molto bene. Poi l'apertura di un nuovo centro antiviolenza a Legnago, 3 case rifugio, provincia di Verona, Treviso e Padova, e questo è importantissimo. Altri 2 centri antiviolenza sono in fase di avvio ad Asiago, a Cogollo del Cengio, e un'altra casa rifugio ad Asolo. La provincia con maggiore copertura territoriale è comunque Venezia, con 6 strutture attive e 3 sportelli, seguita poi da Padova, 4 centri e 5 sportelli territoriali. Beh, insomma, 6 strutture attive è tanta cosa. Sì, diciamo che poi
questo, se si fa un'analisi provincia per provincia, trae origine anche dalla storia del movimento femminista, da come si è organizzato nel corso del tempo. Quindi diciamo che Venezia da questo punto di vista è sempre stato molto sensibile, e quindi poi di conseguenza si è anche organizzato, forse anche per questo a Venezia abbiamo più dati, no? Perché più si ricorre a queste, più c'è l'offerta sul territorio. Noi stiamo facendo adesso un giro per tutti i comuni nell'ambito della contrattazione sociale, e dentro questo tema che riguarda molti aspetti della vita degli enti locali cerchiamo di introdurre anche qualche ragionamento sul genere e sugli aspetti che riguardano anche questi aspetti, e in più di qualche occasione nella provincia ci è capitato dell'assessore alle politiche sociali che ci illustra l'azione che l'ente locale fa verso questa, perché questa è anche importante, perché è anche la parte pubblica, perché poi certo, bisogna intervenire, perché soprattutto nei piccoli centri la situazione da un certo punto di vista è ancora più complicata, e diciamo che gli enti locali possono svolgere, attraverso la collaborazione con le associazioni nel territorio, col volontariato, a un'azione molto incisiva di aiuto e di indirizzo per far emergere, perché il femminicidio di solito è il termine di un percorso che, se fosse preso all'inizio, per esempio l'assistenza psicologica alla famiglia, poi qui c'è tutto il tema dei consultori familiari, per esempio, no? C'è del ruolo che queste strutture pubbliche svolgono sul territorio, perché se in un ambito familiare abbiamo queste tematiche che cominciano ad emergere, bisogna far intervenire i consultori familiari, perché ci sono. Esistono? Certo che ci sono. Sì, ci sono. Sono previsti, diciamo che adesso c'è tutto un tema, però diciamo che nella nostra struttura questi sono ancora strutture che sono presenti. Per fortuna, insomma, già non sono è presenti, bisogna però attivarle, bisogna poi anche, io dico, un controllo sociale su queste cose. Per quello noi nella contrattazione sociale chiediamo ai sindaci di azioni verso queste, che non riguarda solo il consultorio, ma le prestazioni sociali delle unità sanitarie o delle aziende locali. I sindaci pagano, sono servizi e quindi devono pretendere delle risposte alle richieste che provengono dal loro territorio. Voi li sollecitate. Allora abbiamo pochissimi minuti a disposizione, vediamo le iniziative, partiamo con le slide. Abbiamo Belluno, sabato 30 novembre. Belluno farà una rappresentazione teatrale con l'attrice Linda Bob. È anche viaggio tragicomico tra unitaria. Eccolo qua. Poi c'è Padova che farà invece più iniziative così di immediata partecipazione con la popolazione, con la cittadinanza, con flash mob, sia uno a Padova proprio che uno a Ponte San Nicolò e a Cittadella. E anche una marcia contro la violenza sulle donne intorno alle mura di Cittadella il 22 novembre e poi ci sarà sabato 30 novembre che è appunto un'iniziativa che è stata appunto organizzata. Quindi sono anche questi momenti di mobilitazione, di visibilità molto forti. Rovigo. Insomma. Rovigo farà la presentazione di un libro. Questo non è amore? Che appunto parla dell'affettività e della relazione di coppia, proprio per dare gli strumenti per riconoscere dove c'è maltrattamento, dove c'è violenza. Treviso? Treviso fa anche qua una rappresentazione invece Uno Nessuna 100.000,
è uno spettacolo che faranno alla sera le donne del coordinamento Donne SPI e la CGIL, ma anche in questo caso unitariamente CISL e UIL. Diciamo che quest'anno molte iniziative sono state unitarie, condivise, è ottimo. proprio perché è importante costruire la rete. Venezia ce le racconta? Venezia ne fa, oltre appunto al presidio degli uomini sia di Cavardere che di Mestre, ci sono iniziative dei coordinamenti donne a Dolo, Riviera, c'è stata già lunedì scorso a Mestre. Per esempio proprio c'era l'operatrice del centro antiviolenza che dava i numeri dell'attività e anche si parlava delle normative. Verona, velocissimi. Verona ha fatto ieri questa iniziativa sempre sulla violenza sul linguaggio. Il linguaggio dell'odio, il peso delle parole, questo è molto importante. E anche qua insomma è stato molto seguito e davvero è stata un'iniziativa importante. Sempre uomini Vicenza, crescere uomini. Sì, anche le parole dei presentazione di un libro, anche qua proprio per riconoscere e provare ad avere strumenti per parlare con i ragazzi, con i giovani. Infatti stiamo anche pensando a un percorso proprio sull'affettività da fare nelle scuole. Noi donne delle pensionate, no, a contatto con i ragazzi e le ragazze, perché loro pensano di essere immuni da tutto, no? Loro si sentono neutri rispetto a tutto, e invece sappiamo che come escono dal periodo scolastico hanno da sbattere veramente il naso in situazioni sempre più complicate e più difficili. Belluno fa qualcosa? Sì, Belluno l'abbiamo visto fin dall'inizio, fa uno spettacolo teatrale. È vero, questo di Belluno. Infatti mi era sfuggita, ci sono tutte, dobbiamo chiudere. Sì. Allora, abbiamo fatto questa enorme carrellata, l'importante è ricordare che ci sono tante iniziative, che bisogna parlarne, bisogna anche controllare il linguaggio fin dai più piccoli gesti, perché è un fattore culturale importante, però poi può sfociare in atti e gesti estremi che sono estremamente pericolosi. Quindi comunicazione, far cultura, diffusione tra tutte le persone e a prescindere dall'età. Grazie Daniele Tronco, SPI CGIL di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, grazie naturalmente a Susanna Bettella del coordinamento donne, ma qui veste come segreteria regionale, e grazie a voi come sempre di averci seguito. Le puntate poi vanno in replica naturalmente sul web e noi ci rivediamo presto.